siamo con Enrico De Roia, cordenonese. Poi mi spiegherai come un cordenonese è arrivato a Capri a fare la pizza, perché questa insomma merita. E siamo molto contenti di essere con te, Enrico, oggi, perché sei arrivato a Dubai da meno di un mese, giusto? Un mesetto, sì. Ok, tu sei uno chef con una storia, diciamo, particolare, nel senso che la tua formazione è ragioneria, orgogliosamente Mattiussi, insomma, come me. Poi, se non ricordo male, inizi un percorso di università, ingegneria, però insomma, poi succede qualche cosa, raccontaci questo pezzetto. Poi la passione per la cucina ha preso il sopravvento e ho scelto di prendermi un anno lavorativo per potermi permettere poi gli studi in cucina. Dopodiché ho intrapreso appunto la scuola per diventare cuoco. Ho partecipato a un corso con qualifica all'alberghiero di Monfalcone. Ok, certo. E ho passato 6 mesi a Monfalcone, facevo Trieste-Monfalcone perché stavo ad abitare a Trieste. Sulla cucina in Italia è una bella formazione anche da noi in regione, giusto? Certo, ho imparato molto, i professori cuochi che c'erano in quella scuola erano molto preparati e da lì sono tornato a casa, diciamo, e sono entrato alla Bonteca da Alessandro Scian. Ho lavorato un anno e mezzo e nel mentre c'è stato anche il Covid, quindi ci sono stati dei problemi, abbiamo cercato di ovviare a tutti questi problemi e da lì l'anno scorso, a maggio, ho intrapreso la strada per Capri, una strada lunga. 7 ore di treno, traghetto, e ho intrapreso questa strada sulla panificazione pizza a Capri. E lì ci sei arrivato a Capri come? Grazie a un ragazzo che ha lavorato 4-5 anni lì, Francesco. Ho avuto dei colloqui con gli chef per telefono e loro hanno visto il mio curriculum, hanno deciso di fidarsi delle mie capacità, sia scritte che quando mi hanno conosciuto hanno capito, penso, la mia passione appunto per la cucina, e da lì sono partito. Quindi sei partito per Capri, insomma, sei fatto la classica stagione lunga e impegnativa, appunto nella panificazione, in realtà bakery, pizza eccetera, però il tuo focus era ed è la cucina. In cucina, il salato. Cosa succede poi per arrivare qui a Dubai? Succede che la stessa compagnia che ha acquistato l'hotel a Capri, il ristorante, chiama l'executive chef di Capri a Dubai, al Burj Al Arab, per gestire tutte le cucine dell'hotel. Enrico, scusa, Burj Al Arab, che per chi non lo conoscesse è la famosa vela che, se non ricordo male, è l'iconico hotel 7 stelle, giusto? Sì, 7 stelle non ufficialmente, non sulla carta. Un giornalista anni fa che ha avuto la possibilità di entrare nell'hotel, di farsi, penso, la notte, aver avuto tutti i servizi di questo hotel, questa esperienza, nel suo articolo ha scritto che è un hotel a 7 stelle, come se fosse l'hotel degli dei, il migliore ci fosse al mondo. Senti, quanto sei orgoglioso di essere qui, tra l'altro in un ristorante, mi pare di ricordare, mi dicevi prima che è un ristorante stellato. Stiamo creando un format diverso dentro questo hotel, ovviamente con tutti i richiami alla terra del sud Italia. Stiamo creando un pop-up rispetto al ristorante che avevamo a Capri, che erano 2 stelle Michelin, e siamo in gioco e giochiamo. L'orgoglio c'è. Insomma, trovata la tua strada, sei riuscito a farla crescere anche tutto sommato velocemente. Insomma, ricordiamolo, i lavori come il tuo sono lavori molto impegnativi, da 13, 14 e forse anche più ore al giorno. Insomma, ci vuole tanto coraggio anche, insomma, è anche bello dirlo, sei arrivato da poco e noi siamo molto contenti di poterti incontrare così, subito, fresco, insomma, però anche di sapere che c'è, oggi lo possiamo dire veramente, una bella comunità di corregionali, di pordenonesi che vivono qui e che sicuramente, insomma, ti potranno anche in qualche modo sostenere in questo percorso. Questo fa piacere, è bello sapere che il mondo è piccolo, conoscere persone anche che non si conoscevano nel proprio paese, che si conoscono fuori, aiuta sicuramente. Enrico, da parte nostra, insomma, speriamo di rimanere in contatto, anzi, insomma, sicuramente
rimarremo in contatto, però io vedo una cosa che insomma, mi devo interrompere. Questo è un tatuaggio bellissimo, ce lo racconti? È un cucchiaio e una forchetta che danzano e rappresenta un po' l'armonia della cucina, quello che cerco anche nei piatti durante il mio lavoro. Chi l'ha fatto? Questo l'ha fatto una ragazza del mio paese di Cordenons e l'immagine l'ho catturata da un mio viaggio a Valencia, trovata su una saracinesca pitturato di un negozio chiuso. Un giorno diventerà magari, chissà, il simbolo, l'icona di un tuo futuro ristorante. Vedremo. Ti auguriamo ovviamente il meglio, insomma, per questa, mi pare, veramente bellissima avventura e in bocca al lupo, a presto. Creppi, grazie.